Fratelli, sorelle, la pace del Signore sia con tutti quanti noi in questa serata. Io voglio invitarvi a alzarvi in piedi in questo momento per cominciare il nostro culto. Siete felici di essere oggi qua alla presenza del Signore? Amen. Io sono sicuro che Dio ha preparato grandissime cose per noi questa sera. E sono sicuro che già dall'inizio di questo culto in molti sentiranno la presenza di Dio e l'agire di Dio nella propria vita. Voglio invitarti a cominciare questo culto nel miglior modo possibile, che è quello di pregare il Signore. Ma prima ancora di fare questa preghiera, voglio chiederti di dare un abbraccio alla persona vicino a te, alla persona dietro di te. Forse non hai ancora salutato questa persona. Forse questa persona è appena arrivata o era nella sala di intercessione, non hai avuto possibilità di salutarla nel miglior modo, dandole una parola di benedizione. Questa serata sia una sera di benedizione per le nostre vite, ma sia anche una serata in cui noi possiamo vivere e sentire cosa significa essere uno in Cristo. E attraverso questo inizio caloroso noi possiamo in un solo spirito andare adesso a pregare e ad adorare il nostro Signore. Preghiamo insieme allora che Dio possa benedire questa serata. Padre, nel nome di Gesù, siamo qua, Signore, questa sera alla Tua presenza. Siamo qua, Signore, nella Tua casa, Signore, in questo luogo, Signore, che è un tempio in cui noi ci ritroviamo per adorarti, Signore, per uniti innalzare a Te lodi, adorazione, preghiere, clamori, inni, Signore. Tutto questo perché Tu, Signore, sei degno e ogni onore, ogni gloria, Signore, noi vogliamo darla a Te. Io ti chiedo, Padre, già dall'inizio di questo culto, che Tu possa far sentire la Tua presenza e le Tue benedizioni su questa chiesa. Signore, prendi ogni famiglia qua presente, qua rappresentata, e comincia a modellarla a partire da questa sera in un modo nuovo. Che possa essere una sera di rinnovamento, una sera di restaurazione, una sera di miracoli, una sera di presenza del Tuo Spirito in mezzo a noi. Nel nome di Gesù, Padre, noi invochiamo il Tuo nome questa sera, che la Tua gloria possa riempire questa casa. Noi per questo ti preghiamo, ti adoriamo e già ti ringraziamo. Ricevi adesso tutta la nostra migliore lode, nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo insieme quanto è grande il nostro Dio. sopra di ogni
Dichiara. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? se Dio è per noi, Chi mai ci fermerà? se Dio è per noi, Sarà contro di noi. Se Dio è per noi. Più Chi forte. mai ci fermerà? se Dio è per noi, sarà contro di noi. Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, sarà contro di noi. Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro. Il Redentore. Sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte. Ele è di sopra di ogni altro. Il Redentore, in grande impotenza, sei Dio. Sei Dio, il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Ele è di sopra di ogni. Il Redentore, in grande impotenza. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Ele è di sopra di ogni altro. Il Redentore, in grande impotenza, sei Dio, sei Dio. Sei Dio. Per noi sarà contro di noi. Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, sarà contro di noi. Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, Chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio. alleluia. Però devo essere sincera, non mi sembra di aver sentito molto bene le voci. Forse ho un problema io all'udito, ma vorrei che ripetessimo di nuovo: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E questa volta più forte. E sai perché devi dichiarare più forte? Perché questa è una verità. Questa è una verità assoluta, indipendentemente da ciò che gli altri pensano, indipendentemente da ciò che gli altri dicono. Questa è una verità assoluta per la tua vita. Se Dio è per te, chi potrà mai essere contro di te? Se Lui ha già vinto per te, cosa c'è altro da dire? Cosa c'è altro da fare? Lui ha già vinto tutto. Dichiara: Dio è per me. E se Dio è per me, chi sarà contro di me? Adesso dichiara alla persona di fianco a te: Dio è per te. E se Dio è per te, chi sarà contro di te? Prendi la mano della persona al tuo fianco e dichiara: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro Più di forte! noi? Se Dio è per noi, Chi mai ci fermerà? se Dio è per noi, Se Dio! se Dio è per noi, sarà contro di noi. Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, Se Dio è per noi, chi se mai ci Dio! fermerà? Se
Alleluia. Alleluia, Signore. Santo Spirito. Ora vieni, Signor Gesù. Ti aspettiamo, Signore, ti aspettiamo, Gesù. Ti aspettiamo, Padre. Il grande giorno della redenzione. Siamo qui che ti aspettiamo, Padre. Abbiamo già preparato le vesti. Siamo pronti, Signore. Vieni, Maranata, vieni. Vieni, Signore. Il mio cuore brucia, Signore, il mio cuore brucia. Io ti aspetto, Signore. Sono accese, sono qui che aspetto i rumori dei tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò. Gesù, basta bussare, io aprirò per te. Gesù, le mie vesti bianche le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me. Maranatha, Maranatha. Le mie candele sono accese, sono qui che aspetto i rumori dei tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò per te. Gesù, oh, basta bussare, io aprirò per te.
puoi dire Maranatha, 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 Signore. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato. Puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato. Puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato. Puoi abitare qui, puoi abitare qui. Vesti bianche le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni. Le mie vesti bianche, le mie vesti bianche, le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me. Maranatha, Maranatha. Alleluia!
il cielo qui. La terra chiama, oh, la terra chiama. Credi, vogliamo vedere il cielo che sia adesso, vieni e versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni e versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni e versa il tuo spirito, che sia oggi, Signore, adesso, vieni e versa il tuo spirito, che sia oggi, sia adesso, vieni e versa, che sia oggi, che sia adesso, vieni e versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni e versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni e versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni e versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni e versa il tuo spirito. Tuo le vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, Maranatha. Puoi applaudire questo Dio che è grande, che vivirei nei nostri cuori. Io mi arrendo a te, riconosco che sei il mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te, riconosco che sei il
Rompi ogni sorta di catena questa sera qui. Spezzi le catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzi ogni catena, Sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Faccio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. spezzi ogni catena, Sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fasci ogni ferita, i porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spesso di catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Faccio ogni verità, i porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh. El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh. El Shaddai, Finché ero lì che stavo ascoltando questa lode, cantando a Dio questa lode, Dio ha messo nel mio cuore di fare una preghiera in questo momento. Perché abbiamo appena cantato che abbiamo un Dio che scioglie ogni catena, che spezza ogni laccio, che guarisce ogni ferita, che porta guarigione alle nostre vite. E lo Spirito Santo sta ministrando che questa sera in questo luogo c'è qualcuno che sta vivendo con una catena addosso, una catena di Satana addosso, una catena del nemico addosso. Io non lo so per quale situazione ognuno di noi sta passando, non so se qualcuno di noi oggi può ammettere di avere una di queste catene. Io non chiederò a nessuno di uscire qua davanti per fare una preghiera, ma dal tuo posto tu conosci la tua vita, tu sai quello che stai vivendo in questo momento e quello che noi dichiariamo qua dentro è che Dio può distruggere, può spezzare queste catene, che il Dio che noi serviamo, che il Dio che noi adoriamo
abbastanza potente da tagliare ogni laccio nella nostra vita. Qualsiasi vizio che ci sta legando, qualsiasi peccato, qualsiasi azione demoniaca che in questo momento, che oggi ancora ci sta legando, ci sta incatenando, questa sera può essere spezzata attraverso l'azione dello Spirito Santo. Per questo io ti chiedo in questo momento, ricevi questa preghiera. Tu che stai passando per un momento come questo, ricevi questa preghiera, perché Dio è abbastanza potente da salvarti. Il nome Gesù, il Gesù che noi serviamo, significa Dio è salvezza. Dio è salvezza. E non c'è niente, non c'è nessuna catena, niente che può resistere davanti all'azione del nostro Gesù, perché il sacrificio che Lui ha fatto quel giorno sulla croce è abbastanza potente da liberare ognuno di noi da qualsiasi catena oggi ci stia incatenando. Ricevi in questo momento questa preghiera e sii liberato nel nome di Gesù questa sera. Padre, nel nome di Gesù io metto davanti a te questa chiesa oggi, perché ogni catena, ogni laccio di Satana che oggi ci incatena, che oggi non ci lascia liberi, possa essere spezzato dal tuo potere in questo momento. Dichiariamo, Signore, che tu sei un Dio abbastanza potente, abbastanza grande, abbastanza miracoloso da compiere questa azione nella nostra vita. Qualunque vizio, qualunque depressione, qualunque ansietà, qualunque laccio del nemico oggi ci stia imprigionando, oggi stia facendo cadere le nostre vite, che venga a essere spezzato questa sera. Che nel nome di Gesù oggi si vedano guarigioni, oggi si vedano liberazioni, che persone possano tornare a sentirsi libere da ogni paura, libere da ogni trauma, libere di qualunque cosa oggi le tenga incatenate, oggi qualsiasi ali li siano tappate, che vengano a essere liberate da te, Dio, questa sera. Noi crediamo nella tua potenza, noi crediamo nel tuo agire e noi crediamo che stai già agendo nel nome di Gesù. Noi serviamo un Dio che è salvezza. Noi serviamo un Dio che è onnipotente. Noi serviamo un Dio che ci ama e che ci vuole vedere liberi. Nel nome di Gesù, Signore, compi questo miracolo questa sera in ogni vita che oggi dichiara di avere bisogno del tuo aiuto, in ogni vita che oggi dichiara di avere bisogno della tua potenza, che tu possa essere la forza che spezza ogni catena, che spezza ogni laccio, che guarisce ogni ferita. Mentre ti adoro, fascia ogni ferita e porti guarigione. Mentre ti adoro, mentre ti adoro. Credi nel potere di Gesù, credi nel potere di Dio, credi nel potere di Gesù. Ricevi oggi la tua liberazione, ricevi oggi la tua guarigione, e qualunque cosa oggi ti sta impedendo di vivere una vita gioiosa, una vita allegra, una vita alla presenza completa di Dio, oggi possa venire a essere spezzata, oggi possa cadere per terra, oggi possa lasciare spazio alla gioia di servire un Dio che ci ama. Amen. Amen. Facciamo un applauso allora al nostro Signore, perché a Lui va tutto l'onore, a Lui va tutta la gloria, a Lui che è la nostra salvezza, a Lui che è la nostra forza.
sedervi per pochi minuti. Volevo presentare i nostri visitanti di questa sera. Sono qua con noi oggi delle amiche della nostra sorella Fabrizia. Ci sono Brenda, Edelda e Ingrid. Davanti. Chi è vicino può dare un abbraccio a queste 3 sorelle? E che cosa può dire tutta la Chiesa a loro? Siete benvenute nel nome di Gesù. E siete benvenute oggi, sempre, tutti quanti voi, tutti i nostri visitanti. Il nostro desiderio è sempre che ognuno di noi possa uscire di qua con un po' di questa presenza di Dio che stiamo sentendo questa sera in mezzo a noi. Amen. Velocemente oggi vi darò pochi avvisi, poi saranno dati degli altri avvisi successivamente, ma abbiamo il culto in casa, questo mercoledì sarà in zona Porto San Pancrazio. Tutti voi di Porto, se guardate Edoardo, com'è felice di sapere che sarà a Porto. Tutti voi di Porto San Pancrazio sarete benvenuti, vi sapremo dire l'indirizzo esatto in questi giorni a partecipare al nostro in casa. E se c'è qualcuno che non è di Porto San Pancrazio ma non è riuscito a partecipare all'in casa nella sua zona, sapete che noi ogni settimana giriamo un po' tutte le zone di Verona, no? Se non siete riusciti a partecipare a quello nella vostra zona, volete venire a partecipare a questo qua a Porto San Pancrazio, mandatemi un messaggio in questi giorni, prima di mercoledì, e vediamo di organizzarci per farvi arrivare anche a voi. È come sempre una serata di comunione, di essere uni in Cristo, ma anche di scoperta un po' di noi stessi, della nostra vita spirituale, di ciò che Dio desidera da noi. Quindi mercoledì abbiamo il nostro in casa, abbiamo la riunione degli operai, non c'è il banner, ma lunedì sera alle 8:30 c'è la riunione dei nostri operai. Ok, penso che non vi darò altri avvisi. Volevo però in questo momento fare una preghiera per un gruppo di persone speciali. Potete stare seduti, chiederò solamente ad alcune persone di alzarsi in piedi. Perché c'è un gruppo di persone all'interno della Chiesa che magari non si nota tantissimo, ogni tanto si nota tantissimo in realtà, diciamo la verità, ma a volte non si nota tantissimo e fanno però un lavoro grande in questa Chiesa. È un lavoro che viene fatto in tutta la settimana, non solo il sabato, è un lavoro che viene fatto veramente con eccellenza. Noi stiamo parlando di eccellenza in questi giorni, è un lavoro che viene fatto con molta eccellenza da ognuno di loro. E in questo momento io vorrei che potessero rimanere in piedi. Qualcuno c'è già? Anderson? Facciamo venire qua davanti allora. Allora abbandonate tutto il posto di regia, tutti giù dal soppalco. Abbandona tutto, se si spegne tutto mi dispiace, non sarete ripresi in live. Anderson, Fabio, Giacomo, Leo, Alex, no Alex devi venire anche te, non preoccuparti, Priscilla che si è unita anche lei da poco a questo gruppo, se puoi venire qua davanti, ma non solamente loro che stanno là dietro, loro fanno parte della comunicazione che noi vediamo attivamente in chiesa, ma ci sono altre 3 persone che fanno parte di questa comunicazione in tutta la settimana, anche qua in chiesa, le vedete proprio adesso che stanno riprendendo questo momento, no? Per questo chiedo anche a Catrini, a Gabi e salite pure, e a Latai, se possono venire qua perché vogliamo onorare queste persone per tutto il lavoro che stanno facendo. Ultimamente la nostra Chiesa sta veramente avendo una crescita e è innegabile che questa crescita è anche attraverso di loro. Ovviamente
la gloria non va a loro, la gloria va allo Spirito Santo, la gloria va a Dio che si sta usando di ognuno di loro, che ogni giorno li sta capacitando sempre di più e che li sta mettendo nel loro cuore il fatto di voler avanzare, crescere e migliorare ogni giorno. E in questo momento vogliamo pregare per loro perché questo lavoro possa continuare a dare frutto e perché Dio possa rinnovare in ogni giorno le loro forze. La cosa triste è che non ci sarà nessuno a farvi le foto perché chi fa le foto sono tutti qua, quindi Amen. Possiamo pregare, stendiamo le nostre mani verso di loro per fare questa preghiera, per benedire le loro vite e che sia anche un modo per ringraziare il Signore di queste persone che ha messo in mezzo a noi con questo desiderio di fare l'opera di Dio in questo modo eccellente. Signore Gesù, vogliamo ringraziarti in questo momento per la vita di ogni persona, Signore, su questo pulpito, Padre, perché sappiamo che sono persone che tu hai messo in mezzo a questa chiesa con un proposito speciale, Signore. E anche se magari non è questo il loro proposito ultimo per il quale l'hai chiamato, oggi si stanno impegnando anima e corpo in quella che è questa missione, Signore, quello di fare discepoli attraverso i social, attraverso queste vie di comunicazione di cui oggi possiamo sfruttare. Io ti chiedo, Padre, che tu possa benedire la vita di ognuno di loro, che tu possa capacitarli ogni giorno di più, che tu possa dargli ogni giorno di più questa voglia, questa forza, Signore, di continuare a crescere la tua presenza e crescere in questo ministero, continuando a migliorare affinché la tua opera e il tuo regno possano essere sempre migliori. Benedici quindi la vita di ognuno di loro. Ti ringraziamo, Dio, per queste anime, per questi cuori che si sono messi a disposizione per te, che Signore tu possa saperli ricompensare grandemente. E oggi tutta la Chiesa vuole non solo ringraziare loro, ma prima di tutto, Padre, ringraziare te per queste vite che tu hai messo in mezzo a noi. Nel nome di Gesù. Amen. Cinque minuti internet si sarà spento, il mixer sta bruciando. Ok, possiamo alzarci in piedi in questo momento, facciamo il nostro momento